Vero. Buon pomeriggio, ora iniziamo, grazie per essere intervenuti a tutti quanti. Abbiamo pensato di presentare la campagna abbonamenti perché ci sembrava importante far vedere due aspetti di questa campagna abbonamenti, secondo me è indicativa per questa. Io ci tengo stasera a evidenziare. Il primo è il costo dell'abbonamento. Il costo dell'abbonamento è stato rivisto, questo parliamo di strettissima attualità. Stamattina sono usciti i dati Istat 2010 e il 30% delle famiglie italiane è in difficoltà. Questi saranno i dati che domani troveremo sui giornali. Sugli stessi giornali voi potete scrivere, troveremo i prezzi degli abbonamenti di quest'anno della campagna abbonamenti del Porto Gruaro sono sensibilmente rivisti al ribasso. Ecco, questo fa capire come la società è stata attenta, ha avuto attenzione da questo punto di vista, ha fatto un passo concreto verso i propri tifosi ed è questo quello che ha cercato. Un secondo aspetto che voglio evidenziare da questa campagna abbonamenti è appunto lo slogan, che è Io Porto Gruaro. Bene, Io Porto Gruaro perché è importante risvegliare il sentimento, l'amor proprio dei tifosi verso questa maglia, verso questo stemma, questo logo e l'affetto verso i colori d'appartenenza. Non a caso abbiamo scelto un testimonial di eccezione, inserendo in una rosa di altri che un po' ci consentono di vedere tutti quelli che sono i cittadini di Porto Gruaro. Allora abbiamo 4 tipi di abbonamento differenti. L'abbonamento intero costa, avete visto, 200 euro, 150 euro la tribuna scoperta e 100 la laterale. Oltre a questo però abbiamo cercato di fare dei profili particolareggiati, cercando di lavorare su quello che può essere riportare la famiglia allo stadio. Quindi anche qui un dubbio aspetto, la società vuole riportare la famiglia allo stadio, da parte della società la dirigenza, la Specchia è a Milano e sta cercando di lavorare sull'aspetto della squadra. Quindi la squadra sta lavorando anche su quello, vuole riportare la squadra in Serie B. Io mi occupo, e la società mi ha dato questo mandato, di riportare la famiglia allo stadio, quindi sto lavorando in questo senso. Vediamo un abbonamento per gli over 65 che abbiamo dato, c'è la disponibilità del Cavaliere Buffon, un abbonamento a particolareggiato 150 euro, 100 euro 70, poi riportare i ragazzi allo stadio, quindi anche qui un abbonamento rivisto, e poi le donne. Per questo ringrazio i testimonial che ci hanno consentito di fare questa campagna abbonamenti. Quindi ringrazio la simpatia di Thomas, ringrazio la freschezza di Giulia, la disponibilità di Massimo che oggi non è qui, ma semplicemente perché il suo esercizio oggi, essendo venerdì sera, è impegnato, e il Porto Gruaro come società ringrazia uno dei suoi eroi, uno dei suoi figli, il Cavaliere Lorenzo Buffon, per la sua immensa disponibilità nei nostri confronti. Ecco, questo è un po' quello che la campagna abbonamenti vuole rappresentare. Quindi il desiderio mio è quello di rivedere allo stadio un po' tutta la famiglia, quindi partire dai ragazzi, le donne e un po' tutti, ecco. Se noi pensiamo ai prezzi, ecco, un dato significativo è questo. L'abbonamento più conveniente lo scorso anno era di 80 euro, quest'anno con 30 euro c'è accesso allo stadio, quindi un ridimensionamento di oltre il 60%.
È un po' questa la direzione che vogliamo prendere quest'anno. Con il mio amico e collega Vinicio ci siamo presi abbiamo un desiderio, ecco, oggi con questi prezzi, cercando di lavorare sul nuovo entusiasmo e quant'altro, io vorrei che come numero di abbonamenti riuscissimo a battere quello che è stato un record di tanti anni fa, quando la squadra fu promossa in C2, e vorrei quantomeno raggiungerlo e quindi fare 300 abbonati almeno. Questo è il desiderio